Una mail inviata dal commissario Scura a un cittadino di Praia a Mare in merito all'apertura dell'ospedale fa infuriare il sindaco Praticò. Commissione Sanità, il punto sulle case della salute, Guccione, è tutto bloccato, per i nuovi ospedali si accederà solo su Sibari. Le mani dell''ndrangheta sul termovalorizzatore di Gioia Tauro, 7 le persone fermate nell'operazione Metauros condotta da polizia e carabinieri, tra i destinatari dei provvedimenti l'ex sindaco di Villa San Giovanni. L'area centrale della Calabria chiede alla ZES il riconoscimento di zona economica speciale, inoltrata la richiesta del presidente Oliverio. Aspettano da 20 anni la stabilizzazione, manifestazione della CGIL a Cosenza, a novembre si scenderà in piazza? Buonasera dalla redazione del TG10, dunque la sanità in primo piano, è bastata una mail del commissario Scura per riaccendere la miccia sull'Alto Tirreno sulla questione sanità in attesa della riapertura dell'ospedale. Sentiamo. Un nuovo capitolo si aggiunge alla lunga e complicata vicenda della riapertura dell'ospedale di Praia a Mare. La strada è tutta in salita. La sentenza del Consiglio di Stato, che nei mesi scorsi, lo ricordiamo, ha annullato il decreto di chiusura, aveva riacceso le speranze. Ora una mail del commissario Scura, che risposta ad un cittadino di Praia, fa infuriare il sindaco Praticò. Gli leggo che cosa mi è pervenuto sul mio telefonino. Questa email porta la firma di Massimo Scura, che sta buttando ombre sulla cittadina e ha riferito in questa lettera delle cose che doveva dire già del 2014 al Consiglio di Stato, che non ha mai detto, e si permette oggi a scrivere determinate cose. Perché non le ha scritte al Consiglio di Stato? Ha scritto il suo pensiero a persone che non hanno nessuna credibilità, perché lui lo fa solamente per creare disturbo e turbativa tra la popolazione. Io mi presenterò nelle massime autorità giudiziarie ad andare a denunziare questi fatti, perché adesso non ce ne può più di quest'uomo. Scura mi ha confermato che è vero che questa l'ha fatta lui, ha risposto ad un cittadino, e quelle cose invece li doveva dire in sede istituzionale, perché lui non è un uomo qualunque. Fatevelo dire da lui a chi difende, fatevelo dire da lui. Ci vedremo nelle sedi giuste, perché adesso basta. Mi vergogno a leggere la sua scrittura. Questa è la risposta durissima del sindaco Praticò. Intanto l'iter per la realizzazione delle case della salute in Calabria è fermo. Questa è la denuncia del consigliere regionale Guccione, che nel suo intervento nella Commissione Sanità alla Regione ha detto ci saranno tempi lunghi anche per i nuovi ospedali. Isabella Roccamo, sentiamo. Per la realizzazione della Casa della Salute a Chiaravalle Centrale, si sa, è stato fatto un passo in avanti. La firma della convenzione tra l'ASP di Catanzaro e la Regione è arrivata dopo giorni di proteste da parte del sindaco e dei primi cittadini del comprensorio. Ma a che punto è l'iter per la realizzazione delle altre case della salute previste in Calabria? In alto mare. Queste le parole del consigliere regionale Carlo Guccione, intervenendo alla seduta della Commissione Sanità della Regione. Guccione ricorda che nel decreto del commissario 135 del 2011 erano previste 8 case della salute a Trebisacce, Praia a Mare, San Marco Argentano, Cariati, Mesoraca, Chiaravalle, Scilla e Siterno, ed erano stati stanziati 67 milioni di euro, ma ad oggi non è stato realizzato nulla e così si rischia di perdere i fondi, privando i cittadini delle aree interessate di servizi sanitari territoriali essenziali. E poi c'è il problema di Praia a Mare e Trebisacce, che in base alle sentenze del Consiglio di Stato dovranno tornare ad essere degli ospedali, e Guccione ha proposto di utilizzare i fondi destinati a queste due strutture per aprire altre 2 case della salute, una da Mantea, l'altra a Cassano. Una partita da rilanciare. Questo è il commento del presidente della Commissione Sanità Mirabello sulla vicenda delle case della salute. Questa delle case della salute doveva essere un'occasione di riconversione dei vecchi ospedali che erano stati chiusi e di utilizzo di quelle strutture per realizzare una rete del territorio più efficiente. Altra questione affrontata in Commissione Sanità, quella dei nuovi ospedali. Il delegato del presidente Oliverio alla Sanità, Franco Pacienza, ha fornito ai membri della Commissione un quadro d'insieme, una vicenda tra luce e ombre, come ha commentato il presidente Mirabello. Mentre per l'ospedale di Sibari
Siamo praticamente ai nastri di partenza perché si prevede la possibilità di un inizio lavori per la fine di ottobre, viceversa per gli ospedali di Vibo e di Gioia Tauro abbiamo ancora qualche criticità. Su Vibo è recente la notizia di una riunione in prefettura nella quale si è sbloccata l'ennesimo intoppo relativo a un metanodotto che passava proprio, lambiva l'area di cantiere, per cui diciamo che con l'indizione della conferenza dei servizi sia sulle opere di urbanizzazione, di prevenzione del rischio idrogeologico che per l'opera principale avverrà entro la fine dell'anno, si può prevedere di iniziare a cantierare le opere secondarie entro i primi dell'anno 2018. Ancora più critica invece la questione di Gioia Tauro dove al momento abbiamo uno step di sospensione della procedura per ragioni anche attinenti al sito. Adesso la cronaca con l'operazione Metauros condotta da Polizia e Carabinieri, 7 i fermi tra cui l'ex sindaco di Villa San Giovanni. L'inchiesta ha svelato il condizionamento delle cosche sul sistema dei rifiuti nella piana di Gioia Tauro, vediamo. Le mani dell''ndrangheta sul termovalorizzatore di Gioia Tauro è quanto emerso dall'operazione Metauros condotta da Polizia e Carabinieri e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria. 7 le persone fermate, si tratta di presunti affiliati alla cosca Piromalli. I reati contestati sono associazione mafiosa, estorsione e intestazione fittizia di beni. Coinvolto nell'operazione l'ex sindaco di Villa San Giovanni, Rocco Lavalle, in carica dal 2010 al 2015. L'ex primo cittadino, secondo quanto emerso, sarebbe stato l'unico interlocutore delle cosche beneficiarie delle estorsioni imposte alle società che hanno gestito nel tempo l'impianto della città della Piana. In manette anche l'avvocato Giuseppe Luppino, ex presidente della società Piana Ambiente e consulente esterno dell'ufficio legale del commissario straordinario per l'emergenza rifiuti in Calabria. L'inchiesta Metauros ha svelato il condizionamento da parte della cosca Piromalli nella costruzione e nella gestione del termovalorizzatore di Gioia Tauro, l'unico presente in Calabria. Nell'ambito dell'operazione è stato anche eseguito il sequestro preventivo d'urgenza relativo alle quote azionarie di società operanti nel settore della depurazione e trattamento delle acque, trasporto e compostaggio di rifiuti speciali non pericolosi. Lo sviluppo dell'area centrale della Calabria passa dalla ZES, il riconoscimento della zona economica speciale, quanto ribadiscono i sindaci di Catanzaro, Lamezia, Vibo e Crotone, che inoltrano ufficialmente la richiesta al Presidente Oliverio. Sentiamo. Eccoli i sindaci dell'area centrale della Calabria, primi cittadini di Catanzaro, Crotone, Lamezia e Vibo, che si sono dati appuntamento nella città capoluogo. Non è la prima volta. L'intento è il riconoscimento della ZES, la zona economica speciale, per un territorio che conta 260.000 abitanti. Abbiamo le carte in regola, è stato ribadito. Per ottenere la ZES, dopo Gioia Tauro, sarebbe la seconda in Calabria. Dall'incontro la richiesta ufficiale al Presidente della Regione Mario Oliverio, indispensabile la ZES, sostengono, per il rilancio del comprensorio. L'area Lamezia-Catanzaro è un'area che è determinante per lo sviluppo dell'intera regione, perché uno sviluppo che possa essere disomogeneo tra quelle che sono le zone della città metropolitana o l'area forte, asse attrezzato Cosenza, Rende, Castrolibero, senza un pari sviluppo trainante del nostro cuore della regione, non porterebbe mai la Calabria ad arrivare dove deve cercare di arrivare per sopperire ai tanti problemi. I vantaggi sono chiaramente importanti, perché questo potrà portare a defiscalizzazione per tutte le imprese che andranno a operare sui territori, e sono territori che hanno comunque anche grande capacità attrattiva imprenditoriale e industriale. L'area centrale non ha mai avuto niente a livello di attenzione da parte soprattutto dei vari ministeri. Cosenza è una provincia un po' più ricca rispetto alla nostra, quindi ci sono tutte le caratteristiche, anche perché abbiamo 2 porti, Vibo e Crotone, ma abbiamo anche l'unico aeroporto che in questo momento si può definire strategico. L'obiettivo è proprio quello di fare squadra per riuscire ad ottenere il risultato che potrebbe essere veramente determinante per l'area centrale della Calabria.
In più si crea quello di cui tanto si è parlato in questo periodo di tempo, dopo l'abolizione pseudo-abolizione, le province poi non andate in porto, ma la volontà di creare l'area vasta, che potrebbe essere proprio l'area di Lamezia, Catanzaro, Crotone, e la ZES è un'opportunità per creare quest'area. Io penso che si possa in qualche modo ottenere l'autorizzazione l'accettazione da parte del Presidente. Aspettano da 20 anni la stabilizzazione. Torniamo a occuparci di lavoratori socialmente utili di pubblica utilità. Oggi una nuova manifestazione a Cosenza. La CGIL dice: se non arrivano risposte scenderemo in piazza. Siamo un gruppo che oggi siamo tutti qua e lavoriamo all'interno delle politiche sociali. Durante, il periodo fra ottobre-dicembre, che è il periodo per le persone disagiate, noi abbiamo un'affluenza di persone disagiate che arriva anche a 1000, quindi dobbiamo gestire tutto questo personale. Quindi capite che non è facile e lo gestiamo da soli. Abbiamo la massima autonomia a gestire questo. Quindi per un ente come il Comune di Gioia Tauro e come tutti gli altri enti, nessuno escluso, siamo noi che portiamo le redini dell'ente. Questa è una delle tantissime testimonianze di come siano una risorsa gli oltre 5.000 lavoratori LSU e LPU calabresi che attendono da anni una stabilizzazione che purtroppo tarda ad arrivare. Uomini e donne che arrivano da ogni parte della nostra regione e che rappresentano una possibilità importantissima per la crescita del territorio, determinanti per rendere finalmente efficiente la macchina burocratica. Un problema atavico che in tutto il paese si trascina da troppo tempo. Un percorso impervio fatto di promesse non mantenute, continui rinvii e speranze disattese. Queste donne e uomini rappresentano un'opportunità per il futuro della regione, ma serve unità di intenti fra le varie sigle sindacali per risolvere definitivamente la vertenza. In questi anni l'impoverimento del lavoro è stato soprattutto reso possibile anche grazie a una forte divisione dei lavoratori che ha determinato una guerra fra poveri in molte circostanze. Quindi la condizione di unitarietà e di provare a tenere la vertenza unita è una delle precondizioni per ottenere i risultati che noi auspichiamo di ottenere. Per questo credo che la presenza delle istituzioni qui oggi sia una presenza importante anche per le parole che hanno espresso, perché se insieme sapremo convergere, sugli obiettivi, credo che potremmo finalmente dire la parola fine a questi lavoratori, che significa appunto riconoscergli un diritto che da troppo tempo reclamano. Se dalle parole non si passerà ai fatti, frase che abbiamo sentito pronunciare spessissimo, la CGIL fa sapere che attiverà tutte le iniziative e le mobilitazioni possibili per dare risposte vere e risolutive. Ormai non è più tempo di promesse, bisogna ripartire dalle condizioni reali delle persone, e per ripartire dalle condizioni reali delle persone al centro non può che non esserci il lavoro, la sua dignità e, come in questo caso, anche il suo banale riconoscimento. La stabilizzazione e innovazione. Se si raggiungerà questo storico traguardo, la Calabria attuerà il più grande piano occupazionale degli ultimi decenni. La speranza di vedere la luce in fondo al tunnel per i lavoratori resta la priorità per sanare un'ingiustizia e ridare quella dignità negata da troppo tempo. Siamo declassati più che altro, perché i nostri comuni, i nostri dirigenti, se non fosse per noi sarebbero in ginocchio. Torniamo alla cronaca con i nostri 100 secondi, vediamo. Sarà quasi certamente Federico Cafiero De Rao, attuale capo della Procura di Reggio Calabria, il nuovo procuratore nazionale antimafia. La Commissione per gli incarichi direttivi del CSM lo ha proposto a larga maggioranza con 5 voti a favore. Sulla nomina esprimerà il suo parere il Ministro della Giustizia Andrea Orlando. Il passaggio successivo sarà la discussione e il voto definitivo in plenum. Hanno sfondato la vetrina di un bar tabacchi di contrada Piano di Maio a Rende, nelle vicinanze di un call center, per impossessarsi di un cassetto contenente pochi spiccioli e alcune stecche di sigarette. Il furto è avvenuto nella notte. Sull'episodio indagano i carabinieri di Rende, che hanno avviato le indagini per cercare di risalire agli autori. I militari hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Operazione antidroga della Polizia di Stato di Catania contro alcune presunte organizzazioni di narcotrafficanti operanti in diversi quartieri del capoluogo etneo e nella provincia, e che avrebbero collegamenti con le Endrine calabresi e gruppi palermitani e siracusani. Eseguite in Sicilia e Calabria ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 25 persone.
stavano rubando alcuni cavi dalla rete elettrica. Padre di 60 anni e 2 figli di 41 e 24 anni sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri a Berzino con l'accusa di furto. I 3, tutti di Catanzaro, sono stati sorpresi mentre stavano portando via i cavi di una linea elettrica di proprietà dell'Enel, al momento inattiva. Andiamo adesso a Vibo Valencia per parlare di credito d'imposta, vediamo. Sono due gli aspetti imprescindibili se si vuole promuovere i prodotti dell'agricoltura calabrese. La capacità di evidenziarne la qualità della produzione biologicamente sicura, che ne fa un elemento distintivo in termini di affidabilità, ma soprattutto la capacità di comunicare, meglio sarebbe dire saper comunicare, le qualità del prodotto, perché oggi se non si comunica non si esiste e se non si sa comunicare si ottiene l'effetto contrario. Ne è consapevole l'Associazione Nazionale Produttori Agricoli Calabria, che in collaborazione con la Federazione Italiana Liberi Agricoltori Calabria sta realizzando una serie di iniziative per spiegare ai produttori l'importanza di utilizzare il credito d'imposta quale strumento per finanziare la comunicazione d'impresa. Si dice chi non comunica non esiste e quindi la comunicazione diventa strategica per l'impresa assolutamente, per poter approcciare certi mercati alla quale faticano ad arrivare con le loro forze, ma la comunicazione dà un input, dà uno stimolo e il posizionamento del loro brand deve passare necessariamente attraverso la comunicazione di un tipo nuovo anche, che non è solo il web, ma è una strategia di seguirla, cioè la tracciabilità della propria comunicazione diventa importante. La promozione dei prodotti è fondamentale e saper comunicare diventa insostituibile. C'è bisogno di maggiore organizzazione, di investimenti per la ricerca e l'innovazione e investimenti per la promozione. Ecco, il credito d'imposta consente, soprattutto è uno strumento che calza per la nostra realtà imprenditoriale, perché è rivolto in maniera diciamo particolare alle microimprese, che nella nostra regione sono la maggior parte, e consente di poter avere sotto forma di credito d'imposta, quindi di compensare gli investimenti fatti in promozione fino al 90%. Questo significa che un'impresa può investire in promozione contando su questo che non è un contributo tradizionale, questo è un credito d'imposta, nel senso che poi l'impresa nella fase delle detrazioni, se deve pagare 10.000 euro di contributi e ne ha spesi 10.000 in promozione, praticamente 1.000 li paga, ma 9.000 li può compensare con i contributi che deve pagare allo Stato. Quindi è una forma molto importante per affrontare la situazione delle nostre imprese dal punto di vista della promozione per rafforzarsi sui mercati nazionali e internazionali. Lo sport, neanche il tempo di uscire dai campi di calcio di Serie C, si è giocato appunto martedì un turno infrasettimanale che si torna subito in campo, lo fa per primo il Cosenza che giocherà domani sera alle 20:45 contro la Casertana, un derby dell'amicizia del Sud fra due squadre che sicuramente hanno reso meno di quanto speravano inizio campionato. Un Cosenza che si è appena rialzato nel derby con la Regina, oggi mister Braglia ha affidato ad Angelo Corsi il compito di parlare alla stampa per presentare questa partita. Dal sito ufficiale la sintesi, l'estrema sintesi delle sue parole che ascolterete domani nelle nostre edizioni: in campo con la migliore forma mentis, questo dice Angelo Corsi dal sito ufficiale. Partita dunque alle 20:45 al San Vito Marulla. Adesso il meteo. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. La fase instabile che ha caratterizzato alcune zone della Calabria negli ultimi giorni può ormai definirsi conclusa, ma nuove insidie si prospettano nel breve periodo. In particolare da venerdì una bassa pressione al suolo sul Golfo Ligure, collegata a una saccatura del vortice scandinavo, farà defluire correnti occidentali umide anche sulla nostra regione. I versanti tirrenici quindi potrebbero ricevere deboli piogge sparse. Domani l'attivazione di umide correnti occidentali produrranno nubi sparse sui versanti tirrenici, con possibilità di isolati e rari piovaschi su Pollino occidentale, Monti dell'Orso Marso, litorali tirrenici cosentini, Lametino e Vibonese. Altrove sereno poco nuvoloso. Temperature massime e leggera diminuzione sui versanti tirrenici, in aumento sul Crotonese. Vediamo ora come si comporteranno mari e venti. Domani mar Ionio generalmente mosso, tranne i bacini crotonesi che saranno poco mossi.
Anche il Tirreno del pomeriggio tenderà gradualmente a passare da poco mosso a mosso, venti da ovest moderati ovunque. Per ulteriori dettagli consultare il sito www.meteoincalabria.it. TGK finisce qui, l'informazione torna nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci, buona serata.